Mazzari, eccoci. Sì, parlavate di terapie intensive, Tiziana, e sono qui con Michaela Marca, che è la caposala della terapia intensiva dell'ospedale dove ci troviamo ora, che è l'ospedale universitario di Padova, il più grande della città che ricordiamo ha tanti contagi e anche un movimento Novax importante. Ci aiuti a gettare uno sguardo nel suo reparto, che cosa sta accadendo in questi giorni? Allora la mia terapia, intanto buonasera a tutti, la mia terapia intensiva è di 18 posti letto, possiamo arrivare al massimo fino a 13 pazienti Covid e stiamo facendo, e quindi gli altri 5 letti poi possono essere a disposizione per le sale operatorie e per tutti gli altri pazienti. Cioè una terapia intensiva mista, per capirci, Covid e non Covid. Sì, esatto, sì, è una terapia intensiva mista. Stiamo facendo molta fatica, sabato abbiamo dovuto per alcune ore riconvertire perché i numeri non ci permettevano più di accogliere altri pazienti. Per fortuna lunedì siamo riusciti a rientrare coi numeri, però tutti i giorni veramente, perché dobbiamo ovviamente trasferire i pazienti nelle semi-intensive o le malattie infettive per poter accogliere appunto e permettere alle sale operatorie di continuare a lavorare, perché ovviamente non c'è solo il Covid e quindi è importante appunto cercare di liberare il più possibile i posti letto anche per le voglio chiedere rispetto a questo, insomma. Siccome non è che proprio tutti per loro fortuna conoscono la terapia intensiva, le voglio chiedere tutto questo traffico per riconvertire solo Covid, no, Covid e anche non Covid, quanta fatica fisica richiede, cioè sposta i letti, metti i pazienti, isola le stanze, quindi che tipo di procedimento è, quanto è faticoso per voi? E B, quando il reparto è pieno di soli pazienti Covid, che cosa significa per gli altri pazienti? Cioè io arrivo, devo fare un intervento al cuore, ho bisogno della terapia intensiva, mi rimandano l'intervento, è corretto? No, gli interventi non vengono rimandati. Vabbè, ma insomma per capirci, cioè ho un problema. Di trasferire i pazienti nel territorio, sì, però... Certo, comunque quando avevamo 18 posti Covid, ovviamente c'erano 18 posti in letto di terapia intensiva in meno e quindi comunque è una fatica terribile perché poi i pazienti appunto magari sono arrivati da noi da poche ore, dobbiamo ritrasferirli in un'altra terapia intensiva, devono essere presi in carico, dobbiamo sanificare le postazioni. Quindi c'è tutto un lavoro incredibile dietro, spesso anche buttare via materiale perché dove c'è stato il paziente Covid chiaramente quel materiale lì è considerato infetto certo. E quindi c'è anche uno spreco, tra l'altro un utilizzo anche improprio purtroppo del materiale, ma non possiamo fare altrimenti. Senta, però, ma che tipo di persone sono ricoverate facendo salti oggi? Mortali viene mantenuta. Allora io le do la fotografia di oggi, io ne ho 11 e sono 3 vaccinati e 8 non vaccinati. Torna con la proporzione. Diciamo, sui vaccinati di solito è molto alta, sono pazienti molto anziani con molte comorbilità, per cui non parliamo di persone che probabilmente non hanno risposto al vaccino a causa delle loro patologie perché magari hanno fatto terapie immunosoppressive, quindi non stiamo parlando di pazienti sani, quelli vaccinati. Quindi quelli vaccinati sono avanti con l'età e hanno altre patologie. Quelli invece non vaccinati che caratteristiche hanno, quanti anni hanno? Allora ecco, una caratteristica che noi notiamo dal primo giorno è l'obesità. La maggior parte dei pazienti che sono passati da noi, quasi il 90%, sono obesi. A parte l'obesità, diciamo, che notiamo in quasi tutti i pazienti, per il resto spesso sono sani. Oppure hanno, ecco, il diabete, a volte abbiamo notato il diabete, comunque mediamente sono sani comunque, ecco. Sani e nella fascia del 50-60. Senta, ma lei immagino che poi la caposala ci avrà parlato, no, con questi pazienti, parlo di quelli non vaccinati. Sì. Che atteggiamento hanno? Che cosa le dicono? Allora, guardi, la prima, seconda, terza fase ho dei ricordi bellissimi, questa ultima fase diciamo un po' meno. Perché spesso continuano con le loro convinzioni anche quando entrano da noi, ad esempio una paziente, ci è capitato, noi gli mettiamo la mascherina quando non sono intubati, e continuava a togliere la mascherina, spesso tossiva davanti a noi, quando gli veniva chiesto di rimettersi la mascherina diceva che tanto lei ha solo un raffreddore, insomma, per cui anche di fronte all'evidenza ancora negano. Un'altra che abbiamo trasferito
Esposito ha parlato fino all'ultimo minuto dei massimi sistemi, di Big Pharma, dei complotti, per cui alcuni diciamo che rimangono delle loro convinzioni nonostante C'è qualcuno che ha cambiato idea? Uno solo che ha cambiato idea rispetto al Covid? Sì. No, noi notiamo che hanno tanta paura, probabilmente nonostante insomma, le loro convinzioni, poi quando arrivano da noi c'è tanta paura e quindi assolutamente, anzi una paziente ci ha chiesto il tablet e ha chiamato le amiche e davanti a noi le consigliava assolutamente di vaccinarsi. Senta, quando lei vede le manifestazioni, cui, che insomma, a Padova ce ne quelli sono che state cambiano tante, idea. che cosa pensa? Me lo dice? Penso, vedendoli tutti senza mascherina, che potrebbero essere dei futuri clienti della mia rianimazione, gli auguro di no, però almeno potrebbero manifestare utilizzando i dispositivi e rimanendo a debita distanza, visto che poi altrimenti potrebbero diventare nostri clienti, insomma. I nostri clienti, noi continuiamo a fare il nostro lavoro con amore, l'ironia di chi poi sta tutti i giorni lì sul campo di battaglia. No, ma tu capisci che... Grazie veramente. Sì. Professor Mattei, non so se lei ha una domanda per la nostra caposala, che però ci racconta poi quello che vivono loro, no? Ma no, io guardi, vorrei solo che si smettesse di utilizzare l'idea per la quale il vaccinarsi o non vaccinarsi è una questione che riguarda effetti esterni, perché anche prima Parenzo, oltre a utilizzare il turpiloquio, che non mi piace mai tanto in trasmissioni no, ma era riferito pubbliche, al dato che lei ha inesatto. Dice una cosa, dà per scontato il fatto che il non vaccinato sia più contagioso del vaccinato. Certo. Questo è un altro punto sul quale è aperta una grande discussione, ci sono grandi dubbi su queste cose. Allora, non dica la seconda sciocchezza del giorno, però. Dice la seconda sciocchezza del giorno, sta dicendo. No, la prima è sui numeri. No, però scusami, ma è la seconda sciocchezza. Non ho il tempo, sì, sono già fuori tempo carità. e tu sai di che parlo. Sì, facciamolo finire, Mattei, professore, le chiedo di essere veloce e concludere. No, molto concisamente. Prima di buttare all'aria delle garanzie costituzionali che servono per tenere la popolazione coesa, lì lo diceva benissimo Crisanti prima, è molto bene essere sicuri delle cose e dei dati che si hanno a disposizione. Appunto, quindi io semplicemente questo chiedo, che ci sia un minimo di vaglio critico quando si dice che il vaccinato che va a lavorare non è pericoloso, perché in realtà lo è anche molto, e i rischi per i datori di lavoro, ci sono dei casi per esempio... Va bene, no, è chiaro il ragionamento. fanno tamponare i vaccinati. Ma no, voglio dire, sul fatto che chi è vaccinato ha una carica virale molto più bassa di chi non è vaccinato. Ce l'hanno ripetuto gli scienziati mille volte. Quindi... Vedo la caposala che fa sì con la testa. Ma no, ma è la seconda sciocchezza che dice, ne ha dette 2 su 2. Allora, Luca, vedo anche Luca in collegamento, mi dice che succede. Luca, telegramma, ti prego. Io sto aspettando l'arrivo di Giorgia Meloni alla presentazione del libro di Bruno Vespa, è già arrivato Enrico Letta, ma non ha dichiarato, e volevo darti un aggiornamento sulla giornata di domani che ci aspetta, però, perché ci sarà probabilmente un Consiglio dei Ministri, anche obbligo vaccinale per i sanitari. Ah, vedi, hanno ascoltato l'ottimo Bertolaso, che qui ha detto è ridicolo che non ci sia l'obbligo vaccinale per la terza dose. Grazie a tutti gli ospiti, grazie davvero, andiamo in pubblicità e torniamo tra pochissimo.